Siamo stati impegnati in questo periodo per reagire e rispondere alla sfida della pandemia, e l'esercito, come le altre forze armate, si sono schierati per rendere disponibili tutte le risorse al fine di mitigare questo evento negativo. Questo sentimento di partecipazione ci riporta ai sentimenti unitari e di partecipazione che al termine della Prima Guerra Mondiale hanno portato all'individuazione della salma di un caduto, in cui si riconoscevano tutti coloro che avevano perso la vita, e specialmente coloro che avevano perso la vita e di cui non si conosceva l'identità, e il paese intero si ritrovò intorno a questo simbolo. E da quel momento cominciò la celebrazione che portò, attraverso questo convoglio ferroviario, ad arrivare a Roma, passando per tanti paesi, tante città italiane, dove tutti gli italiani gli resero omaggio. E quindi è il momento di rinnovare questo sentimento di unità, di partecipazione, e la Forza Armata è in prima linea, come è stata nella Prima Guerra Mondiale, contro la pandemia, ma anche nel ricordare chi ha dato la vita per il Paese. La collaborazione col Comando Forze Operative Nord di Padova è datata da tempo da parte nostra. Il Milite Ignoto è nell'immaginario collettivo ancora quel soldato che durante la Prima Guerra Mondiale si spese in maniera straordinaria per ribaltare le sorti della guerra dopo appunto alcune scelte non proprio azzeccate dal punto di vista di strategia militare. E rimane anche uno dei simboli che viene riconosciuto dalle persone. In Veneto in particolarmente, teatro di guerra dal primo all'ultimo giorno della Grande Guerra, che ha ancora le ferite visibili e presenti nel territorio, che ha moltissimi sacrari fra i più importanti dello Stato italiano, e anche in collaborazione con gli amici del Friuli, appunto, andava colta questa opportunità, questa occasione, questo momento di celebrare degnamente, ripeto, quei soldati che si spinsero al massimo sacrificio e che purtroppo non hanno neanche più una croce dove poter ricordare. Quindi da parte nostra assolutamente abbiamo partecipato in maniera convinta a questa iniziativa, e mi auguro possa essere colta positivamente anche dalla popolazione.